Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Canton. A meno che non siate della parrocchia di Cazzago o lo abbiate conosciuto di persona, forse non sapete che la chiesa di Padova ha un prete gallese. Sì, è gallese il Galles, uno stato che fa parte della Gran Bretagna, ci ha donato un sacerdote, padre Kieran Gilbert, originario proprio del Galles, ha studiato ed è stato ordinato sacerdote proprio qui a Padova. Da alcuni anni è tornato in Galles, non un ritorno a casa nel senso classico del termine, ma un invio. Padre Gilbert figura infatti ancora come un sacerdote incardinato nella nostra diocesi. In poche parole, se mettete mano nell'annuario diocesano, che comprende tutti i nomi e i numeri di telefono dei sacerdoti della chiesa di Padova, il suo nome è ancora presente. Ma come allora che è tornato a casa? Semplice, è tornato come missionario Fidei Donum della chiesa di Padova. Chiese sorelle che quindi continuano a camminare insieme anche se distanti fisicamente. Tra pochi minuti ci collegheremo con il Galles. Chiederemo a padre Kieran la sua attività e cercheremo di capire qual è il futuro di questa chiesa gallese, una chiesa minoritaria ma pur sempre attiva in una società secolarizzata, in una società dove Dio ha sempre meno posto, ma le cui radici cristiane, espressamente e manifestatamente cristiane, continuano a produrre frutti. I suoi primi martiri furono Giulio e Aronne, 2 soldati romani uccisi per la loro fede vicino a Newport, contea del Gall, nel 304, durante la persecuzione di Diocleziano. Il Gall, stato del sud-ovest della Gran Bretagna, anche se assoggettato a Londra, ci tiene davvero alla sua autonomia. Ha la sua amministrazione locale, la sua nazionale di calcio, la sua bandiera e il suo inno. Il gallese, una lingua celtica molto antica, è ancora parlato accanto al moderno inglese. Il santo patrono del Gall è Davide di Menevia, che accanto al Gall protegge anche vegetariani e poeti. Fu lui, nel VI secolo, ad evangelizzare un paese ancora profondamente pagano, costruendo monasteri. Papa Benedetto XVI, nel suo viaggio in Gran Bretagna nel 2010, ha ricordato: San Davide fu uno dei grandi santi del VI secolo, quell'epoca d'oro di santi e missionari in queste isole, e fu per questo un fondatore della cultura cristiana che sta alle radici dell'Europa moderna, e la sua predicazione fu semplice ma profonda. E ha aggiunto: la gente del Gall si è distinta per la sua devozione alla Madre di Dio. Ciò è posto in evidenza dagli innumerevoli luoghi del Gall chiamati Shanvair. Ora il Gall vive, come il resto della Gran Bretagna, una crisi della pratica religiosa in una società prepotentemente laicizzata. La Chiesa cattolica, nel suo piccolo, prosegue ad essere sale nella terra, con opere caritatevoli ed educative, a partire dalle scuole. Pronto mondo? Eccoci qui, cari ascoltatori. Oggi, come preannunciato, ci colleghiamo con il Galles. Ci risponde padre Kieran, missionario Fidei Donum della diocesi di Padova, gallese in Galles. Grazie, don Kieran. Di niente, è un piacere esserci. Tu sei proprio originario del Galles, giusto? Sì, sono nativo del Galles, nato a Cardiff, che è la capitale, poi fino al 1997, sì, sono sempre stato in Galles, insomma, a parte all'università a Londra. E poi cosa è successo? E poi, ho studiato giurisprudenza all'università appunto a Londra e mi sono laureato, anche se poi mi è anche piaciuta come disciplina, ma c'era qualcosa che appunto capivo dentro di me che non era proprio la mia strada. Allora pian piano negli ultimi anni dell'università e soprattutto negli anni successivi, i 2 o 3 anni dopo, fino al 97,
ho iniziato un percorso, diciamo, di ricerca anche della mia vita, della mia esistenza, del mio futuro. E questo mi ha portato appunto a scegliere la strada del ministero presbiterale. E proprio nello stesso tempo ho avuto l'opportunità di venire a Padova per seguire un percorso un po' come l'Erasmus, diciamo. E quindi nel 97, nell'attesa appunto di entrare, pensavo allora in seminario qui in Galles o a Londra, sono arrivato a Padova per iniziare questo percorso di lavoro e dell'opportunità anche di imparare l'italiano, che mi ha sempre affascinato come lingua e come cultura, insomma. E invece di starci 3 mesi, come era previsto, in realtà poi ci sono rimasto 12 anni. In che anno sei ripartito? Poi sei stato quindi ordinato qui sacerdote? Sì, sono stato ordinato nel 2005, quindi 10 anni fa, a giugno, e poi sono rimasto in Italia per 3 anni fino al 2008. E nel 2008, dopo 3 anni belli, proprio lì nella parrocchia di Cazzago di Pianiga, sono ritornato missionario qui nella mia terra nativa. Quindi nella tua terra nativa da missionario. Sì, esatto, come proprio missionario Fidei Donum, come gli altri preti nelle missioni padovane, ad esempio in Kenya, in Ecuador, in Thailandia. Io proprio nello stesso senso sono missionario, ma proprio nella mia terra nativa, nella diocesi nella quale poi sono stato ricevuto nella chiesa. Insomma, ho fatto anche il percorso di catecumenato nel 95-96. La diocesi di Menevia, giusto? La diocesi di Menevia, sì, che è la diocesi, la più piccola diocesi del Regno Unito, tra l'altro, proprio una diocesi, diciamo, povera, rurale, proprio sulla costa sud-ovest del Galles. Sei arrivato di nuovo in Galles nel 2008, a quanto pare anche a poca distanza da casa, e hai cominciato a fare che cosa? Beh, sono arrivato e quasi subito, dopo pochi mesi, per i primi 2 mesi, 3 mesi soltanto, sono stato assistente vicario, praticamente cappellano, in una parrocchia di centro città, Swansea, che è la seconda città del Galles. E poi dopo pochi mesi il parroco lì è andato in pensione e il vescovo mi ha già messo parroco, e sono diventato parroco di questa bella comunità. E poi poco tempo dopo mi ha affidato il vescovo qui altri incarichi, tra i quali responsabile della pastorale giovanile, e sono anche cappellano di tutte le scuole cattoliche secondarie della diocesi, che sono 3 poi, e questi sono incarichi che ricopro tuttora. E invece adesso sono parroco, ma in un'altra parrocchia un po' fuori città, è una bella comunità che si chiama Britton Ferry, che è vicino a Swansea, ma un po' più rurale, diciamo. Padre Keiran, torniamo tra poco, un piccolo approfondimento. Ascolteremo adesso le voci di Anthony e di Veronica, 2 componenti del Consiglio Pastorale di Britton Ferry, la parrocchia di Don Keiran. Here in Britton Ferry we have a parish council made up of 12 members. It's an advisory council for our parish priest. A Britton Ferry il consiglio pastorale ha 12 componenti, serve a dare consigli al nostro parroco. Ci impegniamo nella cura delle strutture, nella liturgia, l'ospitalità, la raccolta fondi, la catechesi, la pulizia, tutte le cose che noi possiamo fare al posto del parroco, in modo che lui possa fare dell'altro, a partire dalla visita nelle scuole. A Britton Ferry abbiamo una buona relazione con le altre chiese. Siamo così in grado di fare insieme tutto quello che non possiamo fare da soli. Vedo il futuro. Dobbiamo incoraggiare i nostri ragazzi. Non vengono in chiesa come il passato. I giovani trovano tante altre cose da fare la domenica e non si va a vedere qui. Dobbiamo trovare qualcosa che aiuti la Chiesa ad essere più accettabile e importante nelle loro vite. Il futuro non so che cosa riserverà. Mi piace pensare che dovrà essere più ecumenico. It is at the moment. In the future,
I don't know what the future holds. I would like to think it would be more ecumenical. I feel we're a very special community here in Briton Ferry. We've got a very vibrant community, a very broad range of ages, very young to the elderly. Siamo una comunità davvero speciale qui a Briton Ferry. Siamo molto vitali. Qui c'è una vasta gamma di età. Ci sono sia i giovanissimi che gli anziani. Siamo una comunità molto inclusiva. Diamo il benvenuto a persone di ogni età e di ogni origine. La gente è coinvolta in ogni tipo di attività, con gli anziani, con i giovani, con le visite agli ammalati. Tutte cose che ti aspetteresti in una comunità. Ma la cosa più importante è che insieme siamo molto forti. Ma questo ha inizio se c'è una buona leadership. E qui abbiamo un buon leader, un pastore come padre Sirion, che ci incoraggia nella fede e nella preghiera. Who encourages community involvement and the upbuilding of the community through faith and through prayer. Pronto mondo? Amici di Pronto Mondo, rieccoci. Oggi siamo in collegamento con la vecchia Europa, più precisamente con il Galles. Ci risponde Don Keiran Gilbert, che è un fideidonum della diocesi di Padova, nativo del Galles, che è stato ordinato sacerdote proprio qui a Padova e che adesso è stato inviato come fideidonum nella sua terra d'origine. Grazie Don Keiran. Prego. Il Galles e la Chiesa Cattolica, una realtà minoritaria, una realtà piccola, ma una realtà che può dare tanto. Ci può fare una piccola fotografia della presenza cattolica? Sì, certo. Diciamo che è una realtà molto diversa ovviamente rispetto a quella italiana. La Chiesa Cattolica in Galles, per motivi storici, soprattutto conosciamo tutti la storia della Riforma, eccetera, Enrico VIII, è una chiesa piccola. Siamo forse il 10% della popolazione, però nello stesso tempo è la chiesa, diciamo, certamente più vivace e la chiesa che regge meglio rispetto anche addirittura alla chiesa anglicana, che è ovviamente poi la chiesa, diciamo, ufficiale del Regno Unito. Io qui a Briton Ferry ho una piccola parrocchia, siamo la domenica a messa una 80, 90 fedeli, una comunità che sta crescendo. Proprio nelle ultime 2 domeniche abbiamo avuto dei battesimi, che è un segno molto positivo. E poi ad esempio invece qui è sempre a Briton Ferry la chiesa anglicana, che è proprio a 2 passi dalla mia, e la domenica sono una 30, e poi ci sono le realtà delle chiese, delle denominazioni protestanti, vale a dire ad esempio i battisti, i metodisti, che ormai le loro chiese, che poi si chiamano cappelle, stanno chiudendo. Sono ormai congregazioni di 7-8 persone anziane, e poi purtroppo, ed è anche una realtà triste anche per noi, quando queste persone non ci sono più, queste chiese chiudono, sono vendute, diventano a volte ristoranti, case private, eccetera. Quindi la Chiesa Cattolica è piccola, ma ha voce e ha futuro. A cosa è dovuta questa crisi gigante della Chiesa anglicana, non solo da parte tua questa testimonianza, ma da altre fonti, e questa secolarizzazione molto molto ampia della società britannica? Beh, sono vari fattori, credo. Certamente da un lato il problema, diciamo la colpa, se vogliamo, è quella della Chiesa stessa. Anche come Chiesa Cattolica dobbiamo sempre interrogarci su questo, se e come siamo stati o non stati capaci di essere presenti, avere una voce nel mondo di oggi, cioè poter parlare con i linguaggi di oggi, soprattutto i linguaggi dei giovani. E poi certamente la cultura britannica rispetto anche ancora, forse ancora per poco, ma rispetto a quella italiana, è certamente una cultura, diciamo, molto variegata, ecco. Ci sono tante voci anche nella Chiesa stessa, appunto, tante confessioni cristiane, e le altre fedi anche sono più presenti, però comunque credo soprattutto c'è appunto tantissima gente che ormai l'orizzonte religioso proprio non appartiene loro. Ad esempio dicevo poco prima che i cattolici siamo il 10%,
è stato calcolato poco tempo fa che tra tutte le religioni, quindi tutte le confessioni cristiane, ma anche le altre fedi, l'Islam, l'induismo, eccetera, nel Regno Unito non superiamo ormai il 50%, cioè vuol dire che la metà della popolazione britannica ormai non si riconosce più in nessuna fede. Cioè proprio, infatti la domenica è ormai il giorno per andare in spiaggia o per andare a fare la spesa. Una risposta anche nella vostra diocesi alla presenza delle scuole cattoliche. Cosa fanno? Beh, le scuole cattoliche sono una realtà importantissima secondo me. Io sono appunto cappellano nelle nostre 3 scuole cattoliche secondarie e sono importanti perché secondo me è proprio il nostro modo di rispondere all'appello anche di Papa Francesco, di essere proprio sulla frontiera, diciamo, dell'evangelizzazione, perché nelle nostre scuole cattoliche, anche qui è un po' una realtà diversa rispetto a quella italiana, non più della metà dei ragazzi, degli studenti sono cattolici, e abbiamo anche studenti musulmani, ma tanti studenti, anche tra quelli che poi nominalmente sono cattolici, non frequentano la chiesa. E quindi queste scuole sono importanti perché proprio ci permettono di dare a persone che non hanno nessun contenuto di fede nella loro vita un messaggio, soprattutto prima di essere un messaggio, diciamo, specificamente cattolico o anche cristiano, è un dare dei valori umani, cioè che permette a questi ragazzi che forse non si riconoscono e anche non si riconosceranno come cattolici, però speriamo che quando loro finiscono la scuola cattolica abbiano quei valori veri cristiani per poi costruire la loro vita, la loro famiglia e la società del futuro. Abbiamo ancora poco più di un minuto. Don Keiran, il rapporto con la chiesa di Padova, una chiesa che è diventata, che da madre diventa sorella. Sì, certo, ma per me il legame e il rapporto con la chiesa di Padova è importantissimo, sia a livello personale, per me è sempre la mia chiesa, e anche se credo forse il vescovo qui vorrebbe a volte che mi incardinassi qui, ho sempre detto di no, perché ho un legame e anche un debito molto grande rispetto alla chiesa di Padova, quello che mi ha dato è la chiesa che mi ha formato, ma poi anche per la ricchezza che la chiesa di Padova mi permette di portare qui. Tante cose che riesco a fare qui nella mia comunità, ma anche a livello di pastorale giovanile, sono cose che io ho imparato e ho visto in quella realtà bellissima e proprio vivacissima che è proprio la chiesa di Padova. Don Keiran, se ci vuole salutare in gallese, e so che comunque anche nella lingua antica delle vostre terre. Sì, certo, è la lingua nella quale poi ogni tanto celebro anche la messa, e quindi forse saluto proprio un saluto di pace, come diciamo nella messa, pace sia con voi, che è in gallese Tangneved Avogadachioch. Grazie Don Keiran per la sua testimonianza, per il suo impegno nella speranza di un'Europa anche più solidale, più unita, e un'Europa che riesca a riconoscere le sue radici e soprattutto anche i frutti che la fede cristiana ha dato e darà. Grazie Don Keiran. Niente, grazie. Per noi, carissimi ascoltatori, l'appuntamento è sempre alla stessa ora, la settimana prossima. Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova.